Ho due subite la paraula al professor Gabriele Zannello che ci fa un commento poi completo e competente sulla ricerca e sui DAS. Presenti in nome con le sue squalifiche, perché non vuoi in tal concreto dal tuo curriculum, se no fai ignot. Gabriele è qui come ricercatore di filologia, linguistica e romanza, ma docente soprattutto di lingue e letterature furlane, linguistiche furlane all'Università di Udine, come ricercatore, come ex docente dalle scuole superiori, e quindi anche mo docente dalle scuole superiori, e quindi calcognos in maniera clara anche il contesto di là che noi lavoriamo, e mi fa piacere anche di lui che è un grande appassionato anche di docente di letteratura furlane, un grande interprete, diciamo che la lingua vendo prade e che la lingua furlane vedi una grande storia, si luviota anche delle storie misconosciute purtroppo della sua letteratura, ma sa Leon che le sta approfondendo le proprie Gabriele Zannello, quindi io la si volentierissimo la parola e lo ringrazio. Sì. Bene, allora, intanto grazie per questo invito, è un piacere essere qui e soprattutto perché si è fra mesi di amici che si può chiacchierare e discutere con grande serenità e con, a partire dalla condivisione di una passione. E come contava Walter come davanti, io lavoro come ricercatore all'Università di Udine e in particolare una delle esperienze di formazione dei futuri insegnanti che sono per da buon determinanti per infanzia della primaria sono ridotte al sedifat con grandi competenze e con cognizione di cause. Perché purtroppo sì, è vero che se la Corte tante volte sono problematiche burocratiche che nascono e che fanno inquinare un po' la presenza della Forlante alla scuola, ma diciamo così, la soluzione principale è che si fa questo insegnamento dalla maniera più competente possibile. E se chi che lavora in tal mondo alla scuola sono persone competenti, i genitori non avranno nessun fastidio a affidare i loro frutti a questo progetto, a questo lavoro sul Furlan. E l'anno passato avevi scominciato queste relazioni per una situazione simile a queste, facevi la litania delle slanghes che a chiatin dalla fotografia linguistica. Come ricordava Walter, come davanti, parlavano tante. Che stanno invece di essere giù un'altra litania, anzi un test letterario. Perché pensi che sia succeduto più di qualche volta e a più di qualche dun, di lei un romanzo più di una volta, e di avuto l'impressione, la seconda volta che si lo ha letto, di averci fa con un libro disconosciuto, mai letto prima, e dunque con una storia nuova. Non è cambiato il libro naturale, si cambiato no, la nostra esperienza non sparte a mettere l'attenzione su robe che prima non avevi neanche considerato. Allora, la seconda volta che hai letto La lingua salvata di Elias Canetti, è un romanzo dove il scrittore bulgar di famiglie ebraiche sefardite, naturalizzato britannica, al conte in lingue tedesche, la storia della sua gioventù. Allora, la seconda volta che lui letteri da ora preparare e fa il corso di didattica delle lingue a scienze di formazione primaria, giuste. E forse perché noi abbiamo potuto fare di manco di osservare anche con un'attenzione specifica, e non mi era succeduto la prima volta, tutte queste pagine sono per da bontantes, di che l'autore al conte, come che fosse un romanzo dentro il romanzo, la sua biografia linguistica, attaccante dalla descrizione come si dice il linguistic landscape di Rustschuk, che è come russa in Bulgaria, la cittadina dove lui era nato dal 1905, al conte così. Rustschuk sul basso Danubio, dove sono venuto al mondo, era per un bambino una città meravigliosa.
E quando dico che si trova in Bulgaria, ne do un'immagine insufficiente, perché nella stessa Rustshuk vivevano persone di origine diversissima. In un solo giorno si potevano sentire 7-8 lingue. Oltre ai bulgari, che spesso venivano dalla campagna, c'erano molti turchi che abitavano in un quartiere tutto per loro e confinava con il quartiere degli spagnoli dove stavamo noi. C'erano greci, albanesi, armeni, zingari. Dalla riva opposta del fiume vivevano i rumeni e la mia balia, di cui però non mi ricordo, era una rumena. C'era anche qualche russo, ma erano casi isolati. Essendo un bambino, non avevo una chiara visione di questa molteplicità, ma ne vivevo continuamente gli effetti. Alcune figure mi sono rimaste impresse nella memoria semplicemente perché appartenevano a particolari gruppi etnici e si distinguevano dagli altri per l'abbigliamento. Fra la servitù che ci passò per casa nel corso di quei 6 anni, una volta ci fu un circasso e più tardi un armeno. La migliore amica di mia madre era Olga, una russa. Una volta alla settimana nel nostro cortile venivano gli zingari, tanti che mi parevano un popolo intero. Io mi sentivo invaso da un grande spavento, di cui parlerò più avanti. Il mondo che Canetti ha descritto a queste pagine non esiste più. La prima e la seconda guerra mondiale, con le deportazioni, i macializi e tutte le distruzioni di ogni sorta, l'hanno sdrumato tutte le sue dimensioni. Ma che situazione di pluralità che lì avevano descritte è stata sostituita di che non vi udita al nostro mondo globalizzato. Un frutto della nostra regione può dare scrivi una paginutta di bot compagne, anche se cambiante lingue, se divinince, se misteri. Non convente che le dia udin, sa la cora anche restante a Glemone o l'anta San Denis. E le esperienze vivute dal piccolo Elias Canetti, quindi fra lingue ascoltate, imparate, desiderate, se sa la cor per qualche tra di tempo anche detestate, sono le esperienze che anche i nostri scolari e studenti vivono dalla scuola e fuori dalla scuola. Ecco, sul stamp della biografia linguistica che è interromance di Canetti, anche i nostri studenti potrebbero iscriversi la loro. Ma per questo è necessario che sia di qualche figura autorevole e che aiuti a riflettere con fiducia e serenità sulla loro biografia linguistica, magari cercando di evitare qualche comportamento che prende essi un errore significativo sul plan glottodidattico, anche un errore grave sul piano educativo, per esempio la stigmatizzazione o la demonizzazione dal passato linguistico del frutto, che purtroppo è anche a vonde comune, ma si mette ai casi di background migratorio di lingue minorizzate come il furlan. Io conti semplicemente studentesse dal liceo della formazione primaria che ha deciso di iscriversi al curriculum furlan perché è stata mobbizzata per 25 anni dalla superiore a Tumies dalla sua insegnante di italiano che la obbliava a non fare per furlan con la funzione frutta del suo paese che era in classe con lei per 5 anni. E dopo la visione economicistica e non professionalizzante che si ha dall'apprendimento linguistico. L'unico valore che arriva al frutto è quello di una lingua che covente nome per chiatà lavoro e non per comunicare e relazionarsi. E così convinto che la fotografia linguistica può arrivare per da buon aiutare insegnanze frutto a vedere la lingua in un modo differente, in parte a vedere già i risultati. L'idea di fondo della fotografia, un po' che è già stata ricordata di Walter, è che di mettere a disposizione un prestito valevole per lei la situazione di bi e di plurilinguismo che si chiama nelle prime classi della scuola superiore, di modo di censire le lingue differenti dall'italiano, misurare le diverse situazioni di bi e plurilinguismo in tale classi, far arrivare alle famiglie, che questo non è importante, un segnale di attenzione verso le lingue svelate, sensibilizzare insegnanze e dirigenze, mettere le sfonde o manco il mettere a disposizione un'impresa perché l'educazione linguistica può diventare un'educazione plurilinguistica e dà ora anche chiaramente agli insegnanti la possibilità di inviare interventi mirati. Allora, se non in avvio di dati che stanno scolastici 2022-2023 e che hanno fatto parte 11 istituti superiori in 82 classi prime della scuola secondaria di secondo grado, 3 scuole e 27 classi di più dall'anno passato. Non è poco. 3 scuole di più e 27 classi di più. I questionari compilati sono stati in tutto 1513, 546 in più dall'anno passato. A vuol dire un tiers di più. Che l'hai un po' anche i numeri di confronto, insomma. Ecco, la increscita del numero dei studenti che anche per parte della fotografia è un fatto un lavoro importante. In 2 anni sono stati, per la prima parte, anni di pandemie, i studenti sono di botto doppiati. Già dal 2021
i docenti dalla Lavagna, Massimo e Tiziano Furlan, hanno lavorato per diversi mesi per sverdiare la rete, ma chi l'ha grad per da buon rovare, tutti gli insegnanti che dalla scuola sono dati prove di una sensibilità che noi per noi è scontata. Qualche scuola è stata un lavoro fedele, i ultimi science, a Udine il Marinelli e il Beardi, per esempio, a Codroi il Linussio, a San Daniele il Manzini, a Tomieci il Paschini Linussio, che stanno di Tomieci ritornati il Solari, a Vin la biele novità dal Copernico, dal Zanon, dal Mattei di Latisane, che è secondo una classe, Glemone, col Magrini Marchetti torna partecipanti che stanno, non smanchi purtroppo la scuola di Civilate di San Pieri che aveva in Times in Daur. Ecco, sarebbe sbiel che questo scandalo diventasse un momento di bot obleata alla scuola di riflessione massime per insegnanti, perché noi si scanin a scienze della formazione primaria a ripetere il fatto che non si può inviare l'insegnamento, ma di nessuna materia, non le linguistiche, senza rendersi conto di qual è il background di ogni frutto, dal punto di vista linguistico. E come bisognerebbe fare un altro scandalo, pensin su che, cioè, arriva a capire molto che insegnanza tenga in conto di questi risultati, e per capire l'esperienza linguistica dei studenti. Quali sono le buone pratiche per mettere in vore, che loro mettono in vore per il sviluppo delle loro abilità scolastiche e cognitive. Ecco, bisogna fare in modo che, diciamo così, anche le lingue che sono presenti alla scuola in qualche modo vengono sfruttate. Si chiacchiare, massime per esempio dall'Aladini e così in Valbadia e Valgardene, di didattiche linguistiche integrate, per esempio. Allora non basta evitare la svalorizzazione dalle lingue maris, non basta che a sé di queste fotografie per evitare che queste lingue restino invisibili e clandestine, ma bisogna fare altro di più. Avvis sentito già prima, dice che ho contato anche Walter un po' quale sono le sezioni, insomma il questionario è strutturato in modo un po' differente, agli ultimi 2-3 anni, sulla fonte di un lavoro che abbiamo fatto con Riccardo, con la professoressa Fusco, e una sezione centrata sulla famiglia, una seconda sezione, una serie di domande sulle lingue favelate dai contesti amicali, tra le botteghe, qui adulti, e le lingue della scuola, ti arce batterie di domande, se la quarterie di domande un po' più articolate sui nuovi media, e dopo la autovalutazione delle competenze, che è un tic delicato. Io non esaminerai tutti i dati che risultano dalla fotografia, mi limiterai a commentare qualche aspetto particolare e parviodi intanto un dato che è già stato chiappato in considerazione, la percentuale di famiglie, cioè che chi si chiacchiera di lingue doprate in famiglie, la percentuale di famiglie monolinguali e la percentuale di famiglie dove che si doprono due o più lingue. Allora, tu mi dici, è al livello più alto di famiglie dove che si favele più di una lingua. Dopo vengono Glemone, dopo vengono San Daniele, dopo arriva Codroi, che in già è la media di tutte le scuole, dopo vengono Udine e dopo vengono Latisane, che è un contesto un po' marginale, ma che non va bene anche di tenere sottovoli, anche è un po' complicato che a Latisane ha di botte il 70% di famiglie monolinguali, ma non vi interessare. E dopo, come che avevi tu l'anno passato, anche l'obiettivo da scandare, anche se l'obiettivo da scandare era che di ottenere una fotografia di tutte le lingue delle classi e dei studenti in generale, il questionario non dà risultati significativi anche a riguardo alla presenza del Furlan, dal panorama linguistico dei studenti dal primo anno. E in complessa si vede che il Furlan si fa in poco manco della metà dalla famiglie dei frutti intervistati. Prima Walter nos mostrava che Glemone passa il 60%, se no mettendo ogni tutte le scuole, avvien che il Furlan è presente al 47% delle famiglie. Non si può fare finta che non sedi, alle che il fa di tenere conto, non si può fare finta che non sedi. Più di preciso, in aviodi, dopo, aviodin che si arriva al 69% a Tumiec, 62 a Glemone, San Daniele 53, Codroi 40 voti, Udine 30 voti, e a Udine arriva un po' di tutto, chiaramente, e 21% alla Tisane.
come presince in famè, che non vuol dire che i frutti dell'opera, hai la presince in famè. E che lì un momento anche il rapporto rispetto all'anno passato, in arancione avevo detto i dati dall'anno passato, in blu che di che stanno, e ai gusti vi che aumentando il numero dei studenti intervistati, come che vi veduto, il 50% di più, allora 1500 invece di 1000, e che stanno il Furlan si luviot più presente alla sfamès. E è probabile che a essere state esaminate quelle di località dove il Furlan effettivamente ha un tic più presente. Viodi anche qualche sono orientamenti di studi corsi là che il Furlan è più presente in famè, ha viodi che pardut sono le famè dei studenti liceali che è lì che si fa vedere di più per Furlan. Io sono convinto che 30 anni da ora sarà stato differente. Come è chiaro che dalla scuola, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali sono più presenti fantastici foresti. E allora che i caffè per Furlan sono più presenti da indirizzi liceali, che lei, per esempio, i professionali a Codroi, a Vonde, dai tecnici di Mancul, Codroi per i liceus però di più. E io fra l'altro insegnato a Codroi per il liceo, potevi fare lezioni per Furlan senza nessun fastidio. Come i numeri sono un tic calati, ma mi pensi una realtà a Vonde vivarosa di quel punto di vista. San Denel ha sempre che situazione lì, liceus di più, Glemone un tic di più liceus e Tumiec professionali un po' più bassi, tecnici un po' più bassi, liceus sempre di più. E hai provato a viodi anche per gusto, che sono percentuali sempre ne vorrei alte, se che l'hai slaziale sotto, la presenza della Furlan in famè ai liceus di Tumiec. Allora, quella delle scienze umane s'assina al 61%, dal classic al 63%, dal scientifico al 65%, dal linguistico non arrivi a Viodi per ciò che parsore a Ada, ma si arriva di volta al 70%, insomma, dal liceo linguistico. E il super, insomma, a Vonde ben anche che sa, al 71%, il vecchio pannotte qui. Ecco, già ormai in passato avevi rilevato che i pari s'attingono a favelaur per Furlan e i fis più dalla smari, lo sarà spiegato, ne vorrei ben anche Walter, il dadi che stanno al 32%, quindi dal 20 vot, e anche i figli s'attingono a favelare per Furlan più col pari che non con la mari. E dopo il dato dai vons, dai nonos, che è un evore significativo proprio per la trasmissione intergenerazionale dalla lingua. Io spero, Walter, che lavorerà anche su nonos, si spera insomma più tardi, ma dopo saranno altri nonos che chiappano il loro puesto e si spera che i nonos decidino di fare per Furlan ai loro nevos. Ecco, e dopo sono un lavoro interessante anche le dinamiche che riguardano i contesti sociali, e lì che i giovani sono inseriti. Allora, è un 50% di adulti dai paesi che ai giovani surfavano per Furlan, e i giovani sono il 20% corrisponde per Furlan. E i professori sono 4%, compagni di classe sono 14%, la intera bottega sono 18% e gli amici sono 23%. Io adesso gli amici si indogni, sono 23-21%. La mia mi fa vedere per Furlan, io rispondo per Furlan, la mi fa vedere per italiano, io rispondo per italiano. Bil che invece al po' succede che l'adulto mi fa vedere per Furlan, io rispondo per italiano, di la metà, insomma, come che succede anche con la int las botteghe. Ecco, l'us dalle due lingue, fra giovani e adulti, hanno le bilanciate, chiaramente. Ecco, c'è lì come il tempo libero, le lingue doprades anche la situazione sta in media, diciamo così. E il Furlan ha superato e neanche di poco dall'inglese, che appena dagli anni passati al cresce sempre di più. È l'unico dato in crescita dalle fotografie in questioni. Dalle mails, dalle chat, dai social, la percentuale è dal 20% di Furlan, l'inglese 18%. Per televisione il 3%, per inglese sino al 33%, per i siti internet a calin al 2%, l'inglese 42%,
e per i libri e per i fumetti il 3%, l'inglese sin ai 16%. E che nos fa capire che è sempre più importante fare in modo che il furlan sia presente in tutti questi canali che arrivino a intercettare l'attenzione dei giovani. E come è arrivato anche il presidente dall'Arlo, mi viene resi di che all'in questi scandali sull'uso per telefono, è chiaro che lì all'epoca si fa, ma dalla smessa, dai social, dai chat, dai programmi televisivi e dai siti internet, dai libri, dai fumetti, di chi può nascere le politiche linguistiche. Un plan di politica linguistica è semplicemente di queste slide. Allora, perché ai gusti, quando avviot la quantità straordinaria e strepitosa di visualizzazioni dal canale UP al tubo, per esempio, perché alle fatto bene e perché al tire d'ogni par da buon tante si spera che arrivi a intercettare anche l'interesse dei giovani, sono se l'induci anta che i caviodi anche io al tubo, insomma. E alle chiaro che in press telematics ha pure in bel vantaggio di essere doprato molto più leggero ma anche impegnativo rispetto ad altri stianai della comunicazione scritta, a son percepiti anche più idonei dalla lingua favelata, di spesso a sburting adopra proprio la stessa lingua che si favele. Che all'università i dati dall'acquisizione dal furlan, anche chi Walter us anticipato talc, per me è un lavoro importante il fatto che l'acquisizione ha di un gran sparniciato del team. Sapete adesso, l'italiano è ormai tutto incentrato sulla fascia 03, sulla fascia 03. 3-6, un gran di manco, e dopo, insomma, ormai 03 sono gli anni di che il furlan si lo impara. Io penso di averlo imparato alla fascia 3-6, sono in alla scuola dall'infanzia, penso di averlo imparato dal mio consubrin, che allora hasta ogni di me che aveva la Mari Toschiana, e allora con lui si poteva parlare per italiano, sapendo che dopo il furlan l'ho imparato, però la nostra lingua di comunicazione dall'asilo, così, dalla scuola dall'infanzia, dalla nostra via, era chiaramente il furlan, dunque io l'italiano l'ho imparato fra a pensi per i 3-6 anni, chiaramente noi memorie. Ma chi ha detto che le percentuali sono avonde bilanciate fra 0,3, 3,6 e 9-12, 6-9 e anche mo 9-12. Dopo la colonna dal mai, ma anche fra 12-15 sale qualche dunque all'impare il furlan. Ciò che lì attira anche mo un inin come lingua di gruppo. Di fatto mi viene resi di suggerire anche che si fa un lavoro sulla squadra di ballon, per doprà la squadra di ballon il furlan come lingua veicolare. Ecco, parserà un po' che il discorso. La tradizione della fotografia, perché ormai sta diventando una tradizione, e è un segnale, un lavoro importante per viaggiarsi alla richiesta del plurilinguismo. In una banda è anche un mezzo per conoscere la situazione, di che altre è anche un impresto operativo valevole per promuovere la crescita bilinguale dai scolari e il loro percorso scolastico. Ma avevi voi di mettere in luce qualche impresa che alle diffondute a livello europeo, ma che è un lavoro poco conosciuto chi di no, che condotto che sicuro la scuola secondaria seconda fuori dalla legge 4 ma da queste imprese europee avevano un grande aiutori per lavorare anche sulle lingue minori o sulle lingue regionali. Per esempio, la guida per lo sviluppo e l'attuazione di curricoli per un'educazione plurilingue e interculturale. Lì è dal 2016, lì avviene in particolare loro reclami in casi prototipici. 2 casi prototipici che possono aiutare il lavoro delle nostre scuole. Caso prototipico dell'insegnamento delle lingue regionali minoritarie, che si lo applica a tutti i livelli fino alla secondaria e secondo grado, e il caso prototipico dell'insegnamento bilingue. Allora, alle clar, non può dire la secondaria e secondo grado metti in lavoro il caso prototipico dell'insegnamento bilingue, ma se non in avvio anche fase in parte dal primo caso prototipico, avviene 2 situazioni che per da buona possono diventare un'impresa di lavoro, un campus di lavoro, diciamo così, per i frutti dalla nostra scuola superiore. Duce che a suggerire di fare queste guide per lo sviluppo e l'attuazione di curricoli, dal primo scenario, dal secondo scenario, sono tutte robe che dalla nostra scuola si può fare.
o una valorizzazione della lingua regionale, o addirittura l'uso scolastico della lingua regionale. Allora, sicura, saranno dalle scuole superiori dove che si può doprare un implant più soft, che è il primo scenario. E dalla scuola, pensi a Tumies, per esempio, dove che si può doprare senza fastidi l'implant più hard, che è il proprietà dall'uso scolastico della lingua regionale, in un contesto sociolinguistico che è relativamente omogeneo e monolinguale. Chiaramente di sé si lo dice un'adesione convinta dei genitori e della comunità che parla la lingua regionale. Ma Pardius, che un lavoro in questa direzione non sven su di cioè non sono fufignes. Ecco. E dopo chiaramente se dopo avviò anche che gli altri materiali che sono dentro di queste guida avvengono definiti anche gli obiettivi, avvengono definite le modalità che si può lavorare, sono per da buon robe che poi di essere doprate dalla tecniche che poi di essere doprate dalle nostre scuole. Ecco, una osservazione conclusiva. Allora, Bielka preparava questa relazione, mi sono ponuto il problema dalla lingua che avevi di doprare per favellare. Allora, io ho scritto a Matteo, e Matteo mi ha detto, ma lingue di lavoro italiane e furlane. Avevi che alla cieca, cioè senza sapere che avresti attaccato, taccare per italiano, dopo passare al furlan e finì per italiano. Anche perché io a lezione all'università, ormai in tutti i corsi adopri sistematicamente il furlan. E dopo si inchiatazza chi dite buona, si inframi, poi doprà tranquillamente il nome il furlan. Però vi ho detto, è paradossale che anche queste scelte avvedi di essi ritenute sempre una scelta ideologica, che non può mai essere una scelta neutrale. È paradossale il fatto che si vede in che modo di rifletti su ciò che si è di doprare. E sento un contesto dove lo vindio tutto. Il furlan è presente. E Bielka venivi su a pensare anche al parcè di questo paradosso. E con la mia collega omologhe dall'Università di Bolzano, la dottoressa Videsot, come sin da ora preparare, si occupa dai miei stessi argomenti, ma parlare ladine, sin da ora preparare i lavori dalla prima sezione del Romanistentag, che è un grande convegno biennale dove che tutti i studiosi di lingua romanze di aree tedesche si chiatano, o un'università, tutte che altre, e a lavoro in par 3-4 di così, e con sessioni generali e dopo dividuti in varie sessioni. Chiaramente sono le paradossali il fatto che le lingue di lavoro da Romanistentag sono tutte le lingue romanzes, comprendute le minori. Con che avevi visto la prima volta a Kassel era una relazione paro-occitana. E vi sono supà la relazione paro-occitana. Vi ho detto c'è maniere che è paradossale che a Kassel o a Leipzig si può dire doprare il furlan tranquillamente per una relazione e chi si vede diventa mo rispetto umano per pensare se doprarlo o no. Cioè queste robe mi fanno mi fanno un po' vigni pix, ecco. E allora a Siari l'intervento leint parintir un'altra robuta che mi è tornata in mano il punto numero 6 dal tentativo di decalogo per la convivenza interetnica scritto di bot 30 anni sin da ur di Alexander Langer, chi avevi sentito gli obiettivi insomma dal Viodeso aumentare e diversificare la consapevolezza sociolinguistica, proporre corsi di intercomprensione con cadigi, ma io non capisco il friulano, esiste l'intercomprensione romanza, attuare soggiorni all'estero in contesti in cui si parla una lingua regionale, coinvolge diverse discipline, o se no utilizzare la lingua regionale allo studio delle sue forme letterarie e culturali, approfondire la storia linguistica, accompagnare nell'uso con attività di riflessione basate su una più approfondita comparazione tra tutte le lingue del curricolo, per di qualche idea dalla sua roba che si può fare. Ecco, questa è citazione di Alexander Langer, lo avevo scritto dal 1994, è uno scritto illuminante. Pensai che il primo punto di questo decalogo di Langer è la compresenza plurietnica sarà la norma più che l'eccezione. L'alternativa è tra esclusivismo etnico e convivenza, 1994. Il punto numero 6, come è un lavoro importante per la nostra situazione. Riconoscere e rendere visibile la dimensione plurietnica, i diritti, i segni pubblici, i gesti quotidiani, il diritto a sentirsi a casa, di casa.
La compresenza di etnie, lingue, culture, religioni e tradizioni diverse sullo stesso territorio, nella stessa città, deve essere riconosciuta e resa visibile. Gli appartenenti alle diverse comunità conviventi devono sentire che sono di casa, che hanno cittadinanza, che sono accettati e radicati o che possono mettere radici. Il bioplurilinguismo, l'agibilità per istituzioni religiose, culturali e linguistiche differenti, l'esistenza di strutture ed occasioni specifiche di richiamo e di valorizzazione di ogni etnia presenti sono elementi importanti per una cultura della convivenza. Più si organizzerà la compresenza di lingue, culture, religioni, segni caratteristici, meno si avrà a che fare con dispute sulla pertinenza dei luoghi e del territorio a questa o quell'etnia. Bisogna che ogni forma di esclusivismo e integralismo etnico venga diluita nella naturale compresenza di segni, suoni e istituzioni multiformi. Naturale compresenza, cioè a sei naturale, anche tu ne occasione dal jener, favela per c'è fastidis. Faticosamente l'Europa ha imparato ad accettare la presenza di più confessioni che possono coesistere sullo stesso territorio e non puntare a dominare su tutti e tutto, ad espellersi a vicenda. Ora bisogna che lo stesso processo venga esplicitamente a proposito di una realtà plurietnica, convivere tra etnie diverse sullo stesso spazio con diritti individuali e collettivi appropriati per assicurare pari dignità e libertà a tutti deve diventare la regola, non l'eccezione. E se lo diceva Langer, che aveva purtroppo anche l'esperienza di una certa segregazione, diciamo così, è state tipiche, purtroppo un po' che anche tipiche dal Sud Tirolo, insomma, bisogna cirì di crodi. E guarda caso quale è la situazione là che da che realtà ha più equilibri fra la componente tedesca e la componente italiana. La Svalades Ladines, là che il lavoro di accettazione reciproche al dopre come perno, che se lo ricorda sempre anche il collega Paolo Vidi sotto il deano di scienze della formazione primaria a Bressanone, il perno alle proprie il ladin come clave per l'accettazione reciproche e per la convivenza pacifiche. Grazie. Ben bravo il professor. Grazie. Ale, per la buona importanza che tu hai detto, Gabriele, ti ringrazio un'ora perché anche per sproc proprio che tu hai doprato, che il dive in tutto questo non doma il voli dal studio asettic e dal scienziato, ma anche che di cui che si rende conto che queste lingue non hanno una funzione, ma sono anche, come dire, il prodotto di una cultura, il prodotto di un popolo.